cappella per la preghiera e per le visite alle reliquie di Livatino, la Commissione Nazionale Antimafia rende consultabili alcuni provvedimenti adottati dal magistrato. La Procura di Palermo digitalizza gli atti del maxi processo alla mafia istruito da Falcone e Borsellino. Malta li rigetta, in 400 fanno rotta verso la Sicilia. Musumeci parla di cinismo delle istituzioni comunitarie. 20 migranti del centro d'accoglienza di Naro distruggono su pelletti gli arredamenti della struttura, feriscono 3 operatori del centro. Casa Pound organizza protesta per i confini ma vengono multati. A Palermo venerdì il primo padiglione in Italia aperto H24 per le vaccinazioni. Parte dal più piccolo comune del Mezzogiorno, che nel messinese il camper per vaccinare a chilometro zero nei piccoli borghi. Centenari continuano a vaccinarsi. Maggio è il mese della prevenzione delle malattie dermatologiche. Famiglia Casesa dona libreria al reparto di radioterapia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In cattedrale ad Agrigento una cappella per la preghiera e le visite alla reliquia del Beato Rosario Livatino. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presso la cattedrale di Agrigento una cappella per la preghiera e le visite alla reliquia del Beato Rosario Livatino. È stato allestito temporaneamente nella prima cappella a sinistra, entrando dal portone centrale della cattedrale di Agrigento, uno spazio per la preghiera personale e le visite alle reliquie del Beato Rosario Angelo Livatino. Nello spazio, oltre al reliquiario con la camicia intrisa di sangue del giudice beato, è stata collocata la tela in originale dell'immagine scoperta il giorno della beatificazione, la lettera scritta di Papa Francesco in lingua latina e della relativa traduzione in italiano, con la quale il Santo Padre ha iscritto il servo di Dio Rosario Angelo Livatino nel numero dei beati e una copia rilegata dell'Appositio Super Martirio sull'esercizio eroico delle virtù cristiane depositata presso la congregazione della Causa dei Santi. La cappella è aperta tutti i giorni, la mattina dalle 9:30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle ore 19. E intanto, sempre in tema, il 22 maggio ci sarà la messa crismale in cattedrale e la lettura del decreto di venerabilità di Padre Vinti. Alle ore 10 nella cattedrale di Agrigento sarà celebrata la messa crismale rinviata a causa delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 della sua collocazione abituale durante la settimana santa. Durante la concelebrazione saranno benedetti gli oli sacri utilizzati durante l'anno per amministrare i sacramenti. I presbiteri e i diaconi rinnoveranno le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione e, viste le circostanze in ossequio alle disposizioni governative, alle celebrazioni prenderà parte solo una rappresentanza tra i presbiteri, i diaconi, i religiosi e i fedeli laici. La messa crismale, epifania della Chiesa radunata attorno al Vescovo, sarà l'occasione per rinsaldare sempre i legami ministeriali propri di ogni battezzato a servizio del Regno di Dio per l'edificazione della Chiesa. Nel corso della celebrazione sarà reso pubblico altresì il decreto di venerabilità del servo di Dio Michele Arcangelo Maria Antonio Vinti, sacerdote diocesano, promulgato da Papa Francesco il 21 gennaio 2021. La Commissione Nazionale Antimafia ha reso consultabili liberamente alcuni provvedimenti adottati dal magistrato Rosario Livatino dall'avvio della sua carriera fino al giorno della sua uccisione. Il magistrato è stato beatificato il 9 maggio scorso. Vediamo. Non ho mai visto Rosario con un maglioncino, una maglietta estiva, neanche d'estate. Inutile dire che il tribunale mancava l'aria condizionata. Era una persona che aveva un suo stile di signorilità che poi alla fine lo rendeva simpatico a tutti i colleghi, simpatico, affabile, a volte scherzava, battute poche ma significative e al punto giusto. Era puntualissimo al lavoro, ogni giorno arrivava alle ore 8 di mattina. Abbiamo saputo, post mortem, e questo per sottolineare la sua riservatezza, che lui arrivava in tribunale e si raccoglieva in preghiera in una chiesa che c'era accanto al vecchio tribunale di Agrigento e poi iniziava la sua attività lavorativa. Noi colleghi non abbiamo mai saputo nulla, l'abbiamo saputo post mortem
perché il parroco della chiesa ce lo venne a raccontare. Non solo lui non raccontava quello che faceva, ma noi, colleghi, non ce ne eravamo mai accorti. In Camera di Consiglio Rosario era preparatissimo. Dopo la relazione, se qualcuno chiedeva qualcosa che lui non aveva detto, ma questo c'è, questo non c'è, questo l'hai letto, questa situazione com'è, lui rispondeva, cioè praticamente come se un pianoforte che tocchi il tasto. Si capiva che oltre alla preparazione giuridica di base, quel processo, cioè praticamente l'aveva girato, rigirato e lo conosceva sostanzialmente a memoria. Rosario partecipava a tutte le riunioni dell'ANM, ma non si è mai iscritto perché non poteva sopportare che qualcuno pensasse che l'iscrizione comportasse l'iscrizione a una corrente e che quindi, appartenendo a una corrente, qualcuno potesse pensare che lui sposasse le idee politiche di qualche partito. A un certo punto della sua vita decide di condividere con una compagna le sue esperienze di vita per correggere il film, che non era un'avvocatessa, era una professionista di Agrigento, di cui io non dico il nome perché non è giusto, credo che sia ancora vivente. Tutti i colleghi del Tribunale eravamo contentissimi, anzi, non vedevamo l'ora, quasi scherzando, dico fra poco, dice Rosario, ci invita alla festa di fidanzamento, quindi mangiamo confetti, pasticcini e quant'altro. Ho raccontato questo episodio non per fare gossip, solamente per far capire che era una persona normalissima. Dice, io la scorta non la voglio perché non voglio eventualmente qualcuno muore con me. La Procura di Palermo, diretta da Francesco Lovoia, ha digitalizzato gli atti del maxi processo ai clan mafiosi istruito dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un enorme mole di documenti, 11.136 volumi dell'ordinanza sentenza di rinvio a giudizio e tutti gli atti dibattimentali, che si aggiunge al lavoro già fatto dalla Fondazione Falcone, che aveva trasferito su supporto telematico i principali provvedimenti dell'istruttoria. Il progetto, che è partito nel 2020, ha avuto come obiettivo il recupero del monumentale lavoro dei 2 magistrati assassinati dalla mafia. Si tratta, si legge in una nota della Procura, di un materiale di elevatissimo valore storico, ma che ancora oggi riveste un importante ruolo anche sotto il profilo dell'analisi investigativa. Ancora oggi, spiega la Procura, il lavoro di Falcone e Borsellino continua ad avere una rilevantissima attualità. Il quadro di Cosa Nostra, disegnato dalle pagine del pool a quasi 40 anni di distanza, è prezioso per la ricostruzione delle dinamiche evolutive del fenomeno criminale. La digitalizzazione è avvenuta in parte con la scansione del materiale e in parte con la conversione in formato digitale dei microfilm sui quali originariamente erano stati riversati gli atti processuali. L'ex presidente della regione Totò Cuffaro, attualmente commissario in Sicilia della Democrazia Cristiana, a Favara in vista delle elezioni amministrative. Vediamo. Riprendono gli incontri politici nella nostra provincia dopo la forzata pausa dovuta al Covid-19. Tra i protagonisti in tal senso è l'ex governatore Salvatore Cuffaro, nella sua qualità di coordinatore regionale del Partito della Democrazia Cristiana, che ieri si è recato nella città di Favara in vista delle prossime elezioni amministrative. Tanta la gente che l'ex governatore della Sicilia ha incontrato, desiderosi di tornare a parlare di politica, ma anche di confrontarsi con un nuovo modo di farla. L'incontro prima il commissario della DC con l'avvocato Antonella Vita, i consiglieri comunali che vi hanno aderito come Giuseppe Nobile e Giuseppe Bellavia, quindi l'incarico al coordinamento cittadino favarese per rilanciare il partito in vista delle prossime elezioni, formato da Gioacchino Zarbo, Paolo Bunone, Luca Gargano, Tonino Fresco e Bernardo Giovanni. L'ex governatore Cuffaro ha anche detto che la DC sarà presente nei comuni ove si voterà il prossimo mese di ottobre, con proprie liste e candidati a sindaco. Qui a Favara è andata molto bene, come sta andando bene anche negli altri comuni, ma qui siamo particolarmente impegnati perché a Favara, oltre a Porto Empedocle e a Canicattì, ci saranno le elezioni del rinnovo col sistema proporzionale, quindi qui ci sarà la lista della Democrazia Cristiana che tornerà nelle liste elettorali e darà la possibilità
ai cittadini di poter segnare lo scudo crociato dopo tanti anni, dopo tanto tempo che la gente si è in qualche modo dimenticata della possibilità di votare un partito ideale come il nostro, stavolta avrà l'opportunità di poterlo fare. La gente non va a votare in Sicilia ormai in una proporzione grandissima, oltre il 52%, e non vota perché non ha più riferimenti culturali e di partito ideale. Noi stiamo dando la possibilità di rivedere un simbolo che ha anche una storia, una cultura, un'idea, vuole essere una rappresentanza di partito che parla con le persone, che dialoga, che ha una classe dirigente. Siamo convinti che qui a Favara, qui che è il paese di Gaspari e Ambrosini, la Democrazia Cristiana possa tornare ad avere un risultato a 2 cifre per poter ricominciare la scalata dell'intero paese a partire dalla Sicilia. Si voterà anche a Porto Empedocle, tra i centri maggiori, si voterà anche a Canicattì, oltre che a Favara, quindi diciamo sarà un impegno in cui lei continuerà a mettere tutta la sua passione politica. Ma qui a Favara siamo già a buon punto, abbiamo una buona lista, parecchi candidati. A Porto Empedocle c'è già un nostro amico candidato a sindaco con la sua lista e in più una lista della Democrazia Cristiana. A Canicattì, che è il paese più grosso dove si vota, stiamo già lavorando per fare una buona lista e per costruire assieme alle altre forze moderate del centro un'aggregazione attorno a una sindacatura che ci possa rappresentare. Abbiamo scelto di essere moderati e assieme agli altri partiti moderati fare le alleanze per riportare la politica che ragiona, che riflette, che non urla, che non grida, una politica che voglia costruire e non distruggere, una politica che porti dei rappresentanti che abbiano una formazione non soltanto di dirigenti di partito ma anche di dirigenti amministrativi che possa ben governare. L'impegno delle amministrative chiaramente rappresenterà una apripista per un impegno magari regionale futuro e chissà anche nazionale? Ma è certo che il lavoro che stiamo facendo nelle amministrative, non solo ad Agrigento, a Catania dove si vota a Caltagirone, ad Adrano, a Giarre, a Caltanissetta dove si vota comuni come San Cataldo, saranno i testi e i testimoni di quello che potremo fare per le regionali. La nostra ambizione, il nostro obiettivo è poter presentare la lista per il rinnovo del Parlamento regionale, creando anche lì un'aggregazione con gli altri partiti moderati e poter scegliere un candidato alla presidenza della regione che sia un candidato centrista e moderato. Ci sono tutte le condizioni e per questo stiamo lavorando. Dopo decenni di abbandono, missioni, omertà e superficialità, non si può pensare che in 3 anni adesso il governo Musumeci debba poter fare il miracolo. È solo speculazione politica e la gente lo capisce. Lo ha dichiarato il presidente della regione Nello Musumeci commentando la marcia da Sciacca a Palermo sostenuta con forza dal primo cittadino Francesca Valenti e dal deputato regionale Michele Catanzaro per sensibilizzare il governo regionale sulla tematica delle terme di Sciacca e accelerare il processo di privatizzazione. Musumeci prosegue: volevamo mantenere un rapporto di collaborazione con il comune di Sciacca, ma evidentemente dovremmo fare da soli. Il sindaco e un parlamentare che fanno teatro, meno teatro in politica e meno politica nel teatro. Strano il comportamento del sindaco che quando veniva a parlare da noi faceva la colomba e quando parlava ai suoi concittadini faceva il falco. Carissimo Presidente Musumeci, durante questo lungo cammino ho avuto anche opportunità di ascoltare l'intervista che lei ha rilasciato. Io sono sempre la stessa e ho soltanto una faccia. Io sono persona gentile, credo, e rispettosa delle istituzioni, ma al tempo stesso io pretendo rispetto per la città che in questo momento rappresento. A distanza di mesi abbiamo lungamente discusso del rilancio delle terme, a distanza di mesi, direi di anni, adesso apprendiamo che il bando non è pronto o comunque che la pandemia
porta a non pubblicare il bando. Apprendiamo che INAIL, che ha un vero interesse, perché io ho parlato con INAIL e i termini non sono quelli che lei ha ridetto, che evidentemente le sono stati riferiti, e poi apprendiamo anche che verranno messi degli ingenti finanziamenti per ristrutturare il nostro patrimonio termale. Tutto questo ci lascia sorpresi, ci lascia veramente smarriti, perché noi ci sentiamo traditi nelle aspettative e nella fiducia che abbiamo riposto. Peraltro nel rispetto e nel garbo che comunque sempre mi contraddistingue e che comunque continuerà a contraddistinguermi, io la esorto con tutto il rispetto, Presidente Musumeci, a leggere meglio le carte che riguardano il patrimonio termale di Sciacca, perché quella famosa concessione non è stata mai resa esecutiva dal suo governo. In questo momento non abbiamo la gestione del patrimonio termale, e poi il patrimonio termale è di proprietà della regione siciliana e tutto quello che attiene all'allineamento catastale non può che essere fatto dal proprietario, cosa che si è sempre detta e che comunque risulta in maniera evidente. Quindi veramente con il cuore le dico, più attenzione per il nostro territorio, e questa vicinanza che lei sempre dice e che io oggettivamente riconosco dovrebbe tramutarsi in azioni, perché per quello che ci riguarda la città è stanca e non è una questione politica. Di quello che hanno fatto gli altri governi a me poco importa, di quello che ha fatto il governo Crocetta a me poco importa. La città chiede risposte, chiede certezze, e questa mattina c'erano financo i bambini delle scuole elementari per dimostrare l'attaccamento alla nostra città e alle nostre terme, e perciò ancora una volta io la sollecito a non farla diventare una questione politica, anzi è un cammino, una sorta di pellegrinaggio che rappresenta fatica, che rappresenta sacrificio, e io vorrei che lei rispettasse questo cammino, fatto non soltanto dall'amministrazione comunale o dall'onorevole, ma fatto da tutti, dai cittadini, dai comitati, dalle associazioni, tutti quelli che rivogliono le terme riaperte a Sciacca. Rispetto, un po' più di rispetto, e io credo e sono fiduciosa che lei comunque ci riceverà, e io sono fiduciosa sul fatto che tutto questo non possa in alcun modo pregiudicare quello che Sciacca si aspetta e quello che i cittadini, tutti di qualunque colore e non soltanto politico, adesso attendono dal governo della regione e dal presidente della regione, che è il presidente di tutti. Sono 20 in tutto le multe elevate dagli agenti del commissariato frontiera a Porto Empedocle, coadiuvati dai poliziotti della questura di Agrigento, nei confronti dei manifestanti vicini al movimento Casa Pound per violazione delle norme anti-Covid. I militanti hanno organizzato una manifestazione che comunque non ha creato problemi di ordine pubblico lo scorso 16 maggio nei pressi del porto di Porto Empedocle a difesa dei sacri confini. Le contestazioni riguardano però assembramenti e spostamenti da un comune all'altro, quando in zona arancione erano vietati. Multati infatti sono persone provenienti da altri comuni della provincia di Agrigento. Dovranno dunque pagare 400 euro a testa per le violazioni delle norme anti-Covid. Una rivolta è scoppiata all'interno del centro d'accoglienza di Naro, dove 20 migranti di quasi totalità minori non accompagnati hanno distrutto su pelletti le arredamenti della struttura, chiedendo di andarsene o di essere trasferiti in un altro posto. Durante il trambusto 3 operatori del centro sono rimasti feriti, per fortuna lievemente, e sono stati sottoposti a cure mediche all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. A riportare la calma sono stati i carabinieri della locale stazione, coordinati dai militari della compagnia delicata. Gli immigrati, dopo le proteste, sarebbero stati ricollocati in altre strutture. La CAA4 si sta dirigendo verso acque italiane con oltre 400 migranti soccorsi al largo della Libia, dopo che la richiesta di porto sicuro è stata respinta da Malta. E questa l'assenza di regole europee e la vera solidarietà. Il cinismo delle istituzioni comunitarie sta nel silenzio con cui si accetta che tutto ricada sull'Italia, quindi sulla Sicilia, è quanto scritto nella sua pagina Facebook dal presidente della regione siciliana, Nello Musumeci.
Parte da Rocca Fiorita nel Messinese, più piccolo comune del sud Italia, il primo camper anti-Covid per raggiungere e vaccinare a chilometro zero tutti gli abitanti di borghi montani e non fino a 1000 abitanti. C'è il servizio. Parte oggi dal più piccolo comune del sud Italia il primo camper anti-Covid per raggiungere e vaccinare a chilometro zero tutti gli abitanti di borghi montani e non che non contano più di 1000 anime. Seguendo quanto disposto dalla Regione, abbiamo organizzato questa campagna vaccinale a chilometro zero, dove a bordo di un mezzo speciale frigo emoteca raggiungeremo tutti i piccoli comuni per inoculare i vaccini ai cittadini over 18 anni e renderli Covid-free in 15 giorni. Abbiamo iniziato oggi da Piazza Autonomia a Rocca Fiorita, un borgo che ha solo 186 residenti ed è il più piccolo comune del Meridione. A dirlo il commissario dell'emergenza Covid-19 di Messina, Alberto Firenze, durante l'avvio del tour per vaccinare i piccoli comuni della provincia di Messina. Proseguiremo con il camper in seguito negli altri comuni come Gallodoro, Floresta, Condrò, Basicò, Mandanici, Mongiuffimelia, Roccella Valdemone, Frazzanò, Alì, Malvagna, Moio Alcantara, Reitano, Motta da Fermo, Casalvecchio Siculo, Tripi, Motta Camastra, Limina, Antillo, Forza d'Agro, Raccuia, Mirto, Ucria e in alcuni di questi ci fermeremo più di un giorno. Il camper, che è un frigo emoteca messo a disposizione dall'UOC trasfusionale dell'ASP di Messina, prosegue Firenze, è completamente autonoma e a bordo si possono effettuare anche più vaccini contemporaneamente. È stata messa in campo per fornire un supporto logistico alle equip mediche, così come per assicurare il mantenimento della catena del freddo, potendo portare tutte le riserve di vaccini necessarie. A bordo i medici coinvolti saranno supportati da infermieri e un tecnico informatico per il disbrigo delle pratiche di accettazione. Saranno somministrati i vaccini Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer e Moderna. E come ho sempre ripetuto, questa giornata serve principalmente a fare ripartire anche questo paese, e speriamo tutti gli altri, in quello che è il principale motore di queste comunità, che è il turismo. Già siamo zona gialla, per cui i ristoranti, i bar e tutto il resto hanno cominciato a lavorare già da ieri, però con quest'ultimo impulso che darà il Covid, il paese dichiarato Covid free, perché così sarà dopo che tutti saremo vaccinati, sarà sicuramente un bel lancio pubblicitario anche per Rocca Fiorita. Da Rocca Fiorita, il comune con il minor numero di abitanti della regione Sicilia, la campagna di vaccinazione generalizzata per tutti i cittadini all'interno dei comuni con meno di 1000 abitanti. Un'occasione importante voluta fortemente dal Presidente della Regione, ovviamente d'accordo con il Commissario nazionale generale Figliolo, un'occasione ancora di più per raggiungere nel più breve tempo possibile la vaccinazione e l'immunità di gregge di tutti i cittadini della regione Sicilia e ovviamente anche di questa parte di territorio. Da Rocca Fiorita ovviamente continueremo nei comuni con meno di 1000 abitanti di questa parte di provincia, di area ionica, e poi ci sposteremo anche sull'area tirrenica. È un'occasione perché nei prossimi 10 giorni si completi anche questa iniziativa. In Sicilia il primo hub vaccinale con un padiglione attivo H24 per le vaccinazioni. Verrà inaugurato venerdì prossimo alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Sarà il primo in Italia operativo notte e giorno. Vediamo. Noi crediamo che la possibilità di vaccinare a qualsiasi ora del giorno e della notte sia un elemento importante per tutti coloro i quali hanno voglia di vaccinarsi, per chi non può farlo in altri orari o per chi preferisce farlo durante l'orario notturno. Praticamente noi non smetteremo mai. Noi cominciamo alle 8 di mattina al padiglione 20 sopra, finiamo alle 24 come ogni giorno, alle 24 si attiva questo padiglione immediatamente che vaccinerà fino alle 8 dell'indomani mattina per riprendere la vaccinazione nel padiglione 20. Quindi un ciclo continuo senza fermarsi mai per permettere di aumentare il numero delle persone vaccinate. La voglia di immunizzazione è sempre più forte. Quindi le persone più giovani hanno più voglia di vaccinarsi, di farlo subito, di farlo con qualsiasi tipo di vaccino. Vaccinarsi significa avere la possibilità di riprendere una vita quasi normale, ovviamente con le prudenze necessarie che tutti noi dobbiamo continuare ad avere, ma una vita quasi normale. Ed è il motivo per cui il vaccino Johnson & Johnson, per esempio, che dà una immunizzazione rapida in 72 ore, è il motivo per cui tutti lo scelgono, soprattutto i giovani, per dire sono libero, subito in 72 ore sono immunizzato, posso partire, torno a riappropriarmi di un pezzo di vita. Mascherine e vaccini.
è l'unico modo per uscire da questa pandemia e per poter consentire di tornare ad una vita normale, la ripresa delle attività economiche e dell'attività turistica di questa nostra bellissima città. Il massimo di collaborazione, noi abbiamo messo a disposizione fin da ottobre come città di Palermo la Fiera del Mediterraneo, abbiamo adesso ampliato il servizio dai tamponi ai vaccini e adesso costruzione del padiglione che consentirà praticamente H24 di poter vaccinare all'interno della Fiera del Mediterraneo. Credo che sia un contributo importante che si unisce agli altri contributi. Voglio ricordare che come città metropolitana ho messo a disposizione delle autorità sanitarie regionali, del commissario anti-Covid che ringrazio, ho messo a disposizione il palazzetto dello sport di Cefalù, il palazzetto dello sport di Bagheria e l'area industriale di Misilmeri. Anche questo è un modo per rendere il vaccino più accessibile e per far comprendere a tutti che vaccinarsi è giusto, è opportuno, è conveniente, è prudente. E quando io vedo il mio vicino di casa a Bagheria piuttosto che al Politeama che va a vaccinarsi, ci faccio un pensierino e ci vado pure io. Dobbiamo uscire fuori dall'egoismo individualistico, dobbiamo renderci conto che nella pandemia siamo tutti membri di una stessa comunità e mentre per le malattie normali ognuno pensa alla sua salute, quando c'è la pandemia ognuno deve pensare alla salute proprio e quella degli altri. Da questo punto di vista dobbiamo insistere molto perché gli ultraottantenni che ancora stentano si possono vaccinare, quindi l'invito che facciamo a tutti è di convincere, di accompagnare, di sollecitare gli ultraottantenni a vaccinarsi perché in quella fascia di età c'è un numero molto alto di letalità e di morte. Mentre alcuni giovani restano scettici, i centenari continuano a vaccinarsi. Vediamo. Come mai ha deciso di vaccinarsi? Perché per paura di prendere questa brutta malattia che c'è in giro. Non perché ho 105 anni, ma spero di non prenderla. Ho 100 anni e mi vaccino. Che il Signore faccia finire sta maledetta cosa, che ci aiutino, che cambi tutto. Il tuo vaccino? Bravo. Ma perché sarebbe proibito? No, anzi, no, vaccinare tutti. È estremamente consigliato, quindi certo. Avanti, posso procedere? Sì, procediamo alla vaccinazione perché collega tennista. Abbiamo permesso di togliersi la mascherina perché siamo all'aperto, diciamo. E quindi... Vuole che tengo io la maglia? No, ci penso io, morbido Gioia, morbido, così, morbido. Quindi il trucco principale è che è fatto sport, ma di... Tennis. Anche sci, tennis. sci, sci anche. pesca subacquea. Sci, pesca subacquea, ho capito. Sentono come alimentazione, lei che cosa... Come alimentazione, il trucco per arrivare a 100 anni, che cosa consiglia ai giovani? Si beve un bicchiere di vino a tavola tutti i giorni, è vero? Mangia tutto, beve un bicchiere di vino a tavola? Sì, non sempre però. Non sempre. Ho capito. Non sempre. Verdure, frutta, importante. Così mangiamo. Io ho fatto molto sport. L'ho capito, è quello. Però ha seguito un'alimentazione sana. Ha fumato lei mai? Non ha mai fumato? Sì, purtroppo fumavo. Fino a qua? Ma ho smesso da molti anni. Beh, questa la tagliamo. Ha smesso a 50 anni però. Ha smesso a 50 anni, va bene. Quindi diciamo va bene, dai. 50 va bene, e allora l'aspettiamo per la seconda dose, che gli stiamo facendo. Vi ringrazio. Poi la seconda somministrazione. Finisce l'isolamento dopo essere risultata positiva al Covid-19, ma quando scende di casa per recuperare l'auto non la trova più. È successo a Canicattì a una donna di 35 anni in via Cartesio. L'auto era rimasta parcheggiata per quasi un mese, periodo in cui la donna ha osservato la quarantena ed è stato proprio la 35enne a fare la scoperta e denunciare l'accaduto ai poliziotti del locale commissariato. E non è l'unico episodio simile, poiché anche un 60enne ha sporto denuncia per il furto della sua Renault.
A Porto Empedocle un giovane 31enne pregiudicato è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per ricettazione. L'empedoclino è stato trovato in possesso di 10 piante da decoro urbano con vasi e strutture in ferro battuto per il valore di 1.500 euro. Gli oggetti, risultati rubati a febbraio da un bar della via Roma, sono stati restituiti al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto. Inoltre l'empedoclino è stato denunciato insieme alla compagna di 34 anni perché più volte sono stati chiamati in caserma per inosservanza delle norme anti-Covid, ma non si sono mai presentati. Per questo motivo è scattata la denuncia per inosservanza all'ordine dell'autorità. La famiglia Casesa di Agrigento, tramite Rosalinda e Lello Casesa, ha donato una libreria al reparto di radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio. Molti testi provengono dai viaggi internazionali dello storico gruppo folk Val d'Akragas. I libri serviranno a contribuire al benessere psicofisico dei pazienti in trattamento, incrementando il comfort durante la permanenza in corsia. Il commissario dell'azienda sanitaria, Mario Zappia, presente alla cerimonia di consegna, commenta: la lettura rappresenta una fonte di intrattenimento e svago per la mente, in molti casi può assumere un autentico valore terapeutico, contribuendo a colmare diversi bisogni della persona. È per questo che la donazione della famiglia Casesa rappresenta un gesto di sensibilità importante, per il quale la ringrazio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Maggio è il mese della prevenzione alle malattie dermatologiche. I consigli del dermatologo Carmelo Sgarito. Vediamo. Siamo con il dottor Carmelo Sgarito, dermatologo, per porgli delle domande. Ecco, maggio solitamente è dedicato alla prevenzione dei tumori della pelle. Che consigli ci dà, dottore? Sì, maggio è un mese strategico, diciamo, nella prevenzione del tumore della pelle sul territorio nazionale ma anche sul territorio internazionale. Ed è un mese anche chiave, perché chiaramente è il mese che apre le porte dell'estate, apre le porte della, diciamo, esposizione al sole, e pertanto, ecco, le raccomandazioni da parte degli specialisti diventano puntuali e anche strategiche. La prima raccomandazione che va fatta nel mese di maggio è proprio, infatti ci sono tanti open day, la visita dermatologica, ecco, la possibilità di fare un check-up della pelle per poter fare uno screening della condizione cutanea e quindi capire se ci sono dei fattori di rischio o meno, che poi potrebbero anche diventare dei fattori anche molto molto pericolosi. Quindi la prima cosa è un check-up cutaneo, dopodiché il dermatologo capisce quali indicazioni dare al paziente. Ecco, in vista della stagione estiva, siamo già a maggio, ora si comincia ad andare al mare, che consigli dare? Considerando anche che siamo stati molto a casa, per cui molto coperti per via del Covid, insomma non siamo potuti uscire, quindi ora ci sarà il forte arrembaggio verso le spiagge, verso il mare, verso il sole. Ecco, quali consigli dare? Appunto, sono consigli importantissimi, perché bisogna partire da un principio: la pelle non può essere esposta agli ultravioletti in maniera impropria o diciamo senza un criterio, per cui diciamo la pelle andrebbe esposta al sole con una gradualità, e questo andrebbe spiegato e deve essere spiegato soprattutto ai giovani, quindi alle fasce giovanili che diciamo solitamente si espongono al sole senza criterio. La pelle all'inizio va esposta al sole nelle ore meno calde, meno assolate, parliamo della fascia oraria che va dalle 9 alle 11 o dalle 4:30 del pomeriggio in poi. Questo consente, ecco, un allenamento cutaneo, tra virgolette, quindi la pelle comincia a prendere confidenza con i raggi solari, e poi chiaramente via via si può anche esporre ai raggi solari anche delle ore più calde. Certamente bisogna utilizzare degli schermi solari, non è possibile andare al sole senza gli schermi solari. Perché? Perché la possibilità di incorrere in un'ustione solare
apre le porte anche alla possibilità appunto di sviluppare poi negli anni un melanoma, quindi un tumore della pelle che è assolutamente maligno e che quasi sempre ha una prognosi infausta. Quindi diciamo, i due comandamenti praticamente sono la gradualità nell'esposizione al sole e una protezione, un filtro solare diciamo alto, che consente appunto di abbronzarsi, perché non è vero che i filtri solari non fanno abbronzare, anzi consentono un'abbronzatura regolare, e poi chiaramente anche utilizzare gli occhiali da sole e il cappellino. È giusta anche quella considerazione, si è stati anche per molto tempo in casa, quindi c'è anche una voglia tra virgolette anche giustificabile di invadere i lidi, e ancora di più queste nostre diciamo considerazioni diventano importanti, perché il rischio diventa veramente un rischio molto alto. Una pelle che è stata abituata a stare diciamo al chiuso certamente non può essere esposta nel weekend al sole liberamente per 4-5 ore, perché le conseguenze sarebbero veramente drammatiche. E con il nuovo decreto Draghi è tempo di riaperture anche al pubblico sportivo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Finalmente si potrà ritornare allo stadio per assistere agli incontri di calcio. È stato pubblicato infatti sul sito del governo il decreto legge 18 maggio 2021 numero 65 che definisce il percorso per le prossime riaperture al pubblico degli impianti sportivi. In zona gialla dal 1 giugno 2021 all'aperto e dal 1 luglio 2021 anche al chiuso. È consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diverse da quelli per i quali c'è il riconoscimento di interesse nazionale, esclusivamente composti a sedere preassegnati, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo degli spettatori non potrà essere superiore a 1000 persone per impianti all'aperto e a 500 persone per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, sentita la Federazione Medico-Sportiva Italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico. Quando non sarà possibile assicurare il rispetto delle condizioni stabilite dal nuovo decreto legge, gli eventi e le competizioni sportive si svolgeranno senza la presenza di pubblico. Per il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Calcio, Cosimo Sibilia, la decisione di anticipare la riapertura al pubblico degli eventi sportivi è una buona notizia. Il presidente Sibilia esprime a nome dell'intero movimento del calcio dilettantistico la piena soddisfazione per il provvedimento del governo. La nostra posizione, continua Sibilia, pro riapertura è sempre stata chiara, perché siamo consapevoli dell'attenzione e del senso di responsabilità della società e dei gestori degli impianti. Per tale ragione da tempo abbiamo contribuito a sollecitare le riaperture dei campi di calcio in quanto luoghi sicuri. Il ritorno del pubblico è un segnale importante di ripartenza. Basket, la Fortitudo Agrigento si porta al 2-0 ai playoff di Serie B. I biancazzurri in campo al Palamoncada per i quarti di finale hanno battuto ancora una volta Cesena 78-70, una delle partite più intense degli ultimi mesi. Si avvicina la semifinale adesso, gara 3 a Cesena. Vediamo. È stata una partita dura, fisica, che mi aspettavo sinceramente. Penso che gara 1 non gli è stato dato il giusto peso, nel senso agli occhi di quello che sembrava il risultato, il fatto che siamo stati avanti, ma tolto il parziale del secondo quarto, tutti i quarti erano stati combattuti, loro erano stati molto bravi a stare dietro al nostro ritmo, avevamo pareggiato a rimbalzo, loro si stanno dimostrando una squadra tosta, soprattutto una rotazione dei lunghi, fisica, e che ero sicuro non ci avrebbe recato niente. Non siamo stati sicuramente bravi nell'approccio, dovevamo aspettarci che loro sarebbero venuti galvanizzati dal fatto che secondo me avevano la sensazione di potersela giocare, se la sono giocata. È dura, è lunga, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e niente, penso sia una vittoria abbastanza matura, però è lunga. Quanta energia serve per gara 3?
tutta quella possibile, ma soprattutto andando avanti nei playoff serviva sempre più energia mentale, perché l'energia fisica mancherà a noi, mancherà a loro, fa caldo, si suda, il tempo di recupero è poco, però la differenza la fa la testa. Secondo me già oggi il ritmo in alcuni casi è stato un po' più basso rispetto a quello forsennato di gara 1, soprattutto nel primo tempo, proprio per questo. Loro hanno preparato delle difese, sono stati un po' più tattici, ogni gara è a sé, ogni gara può essere completamente diversa dall'altra e dobbiamo farci trovare pronti. Come stai fisicamente? Come ti senti? Questo non lo sveliamo, così almeno quando guarderanno l'intervista non sapranno i pro e i contro. Comunque con la testa lì, adesso si va soprattutto, si stringe i denti qualsiasi cosa si abbia, io come tutti i miei compagni, e sono contento che siamo stati uniti, che tutti sono pronti a dare il loro e andiamo avanti. Interessante turno infrasettimanale del campionato di eccellenza Girone A, dove si gioca la penultima giornata della regular season che anticipa i playoff nel triangolare tra le prime 6 squadre classificate. Attualmente l'Akragas si ritrova in terza posizione, ma ha la ghiotta occasione di conquistare la seconda posizione assoluta. Oggi pomeriggio infatti la compagine dei Templi affronta fuori casa l'Oratorio Marineo, che sembra essere già fuori dai giochi, ma attenzione, perché l'orgoglio dei palermitani potrebbe causare un brutto scherzo. Per i ragazzi di Francesco Di Gaetano è severamente proibito sbagliare, anche perché è in programma lo scontro diretto tra le due attuali prima e seconda in classifica, vale a dire Mazara e San Cataldese, il cui risultato potrebbe aprire nuovi scenari di classifica generale. L'Akragas, per come ha dichiarato lo stesso tecnico biancazzurro, è ben intenzionato a schierare la migliore formazione possibile, anche in previsione della prossima partita casalinga del Seneto con il Mazara dei giovani. A dirigere la gara Oratorio Sancire e Giorgio Akragas è stato chiamato Ruggero Alessi di Palermo, che verrà coadiuvato da Vito De Luca e dalla signorina Jenny Schillaci, entrambi di Palermo. Per quanto riguarda gli altri incontri, Mazara San Cataldese è stata affidata ad Alberto Munfuletto di Bra, della provincia di Cuneo, Don Carlo Misilmeri Canicattì a Cosimo Papi di Prato, mentre Cus Palermo Nissa a Giuseppe Asaro di Marsala, mentre Marsala Folgore è stata affidata a Nicolò Logaglio di Trapani. Tutte le gare si giocheranno a porte chiuse ed avranno inizio alle ore 16:30. Ed ora spazio alle interviste con il tecnico dell'Akragas Francesco Di Gaetano e del difensore Giuseppe Ferrante. Sì, abbiamo avuto poco tempo per prepararla, perché comunque essendo un infrasettimanale c'hai davvero poco tempo, non si può provare tanto, quindi dobbiamo essere bravi soprattutto nell'approccio. Dal punto di vista tattico li abbiamo guardati, li abbiamo studiati, quindi ci aspettiamo comunque una squadra che, venendo da una vittoria, magari vuole continuare a fare bene e mettere qualche punto in più in classifica, quindi sappiamo che non sarà una passeggiata sicuramente. Domani farai turnover? No, perché appunto sappiamo che andiamo a incontrare una squadra che ci tiene tanto a fare bella figura, e quindi dobbiamo cercare di mettere la miglior formazione possibile per cercare di vincere la partita. Il triangolare è vicinissimo, l'Akragas punta a quale posto in classifica? Il secondo? Ma il secondo, se arriva, è ben accetto, ma qualora non dovesse arrivare ci dobbiamo attrezzare mentalmente, soprattutto per affrontare chiunque e dovunque e fare sempre la nostra partita. Mi aspetto una gara come tutte le altre, tralasciando il fatto che sono automaticamente fuori dai playoff, però ciò non significa che li dobbiamo sottovalutare, quindi cercheremo fin dall'inizio di sbloccarla e cercare di portare i 3 punti a casa. Che bilancio possiamo tracciare finora di questo campionato dell'Akragas nuova fase? Inizialmente siamo partiti un po' con le gambe pesanti, visto la piccola preparazione, però ora stiamo smaltendo il lavoro che abbiamo fatto e stiamo andando, diciamo, alla grande. L'Akragas punta al secondo posto? Per i triangolari, ovviamente. Noi cerchiamo di vincerle tutte, poi quello che viene ci prendiamo.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.